Buongiorno, buona domenica e benvenuti al TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Sigonella fa paura alla base americana in Sicilia, è il MUOS di Niscemi nel raggio d'azione di missili iraniani che mostrano la capacità di raggiungere distanze impreviste, ma secondo fonti militari la minaccia sarebbe remota. Urne aperte per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli elettori al seggio troveranno un'unica scheda, non serve il quorum. A Palermo colpi di mitra nel deposito di auto della Sicily by Car, indagano i carabinieri, shock del fondatore Tommaso Dragotto. Il campo scuola di Picanello a Catania è in totale stato di abbandono, attrezzature danneggiate, mancano le reti di protezione e piove all'interno della palestra. Un comune senza plastica, Campo Rotondo Etneo nel Catanese è uno degli 11 comuni italiani premiati con le 3 tartarughe dall'associazione Plastic Free. In Sicilia la primavera tarda ad arrivare, temperatura ancora sotto la media stagionale, nei prossimi giorni è attesa una nuova intensa perturbazione. Oggi, ultimo giorno per le iniziative del FAI, vi mostreremo il criptoportico della Villa Bellini a Catania. Calcio Serie B, vittoria pesantissima per il Palermo che vince a Padova in pieno recupero e si avvicina alle prime in classifica che hanno pareggiato nello scontro diretto. In Serie C il nuovo allenatore del Catania, William Viali, presenta la sfida casalinga contro il Casarano. Niente poesia, assicura il tecnico, adesso conta solo il risultato. Ancora buongiorno, apriamo con la minaccia internazionale perché dopo l'attacco dell'Iran a una base americana nell'Oceano Indiano, i missili a lunga gittata di Teheran potrebbero minacciare l'Europa. Al momento un pericolo remoto secondo gli esperti. Ci dice tutto Tonino De Mana. I missili balistici dell'Iran, gittati a 4.000 km verso la base anglo-americana di Diego Garcia nell'Oceano Indiano, possono essere una minaccia, ma non direttamente per l'Europa. Secondo gli esperti, Berlino, Parigi e Roma sarebbero a portata di tiro, quindi anche Sigonella e il sistema satellitare MUOS Niscemi rientrerebbero nel raggio d'azione, ma si tratterebbe di uno scenario remoto, visto che un ipotetico attacco missilistico sarebbe neutralizzato dalla difesa aerea italiana con cacce intercettori pronti ad intervenire, per esempio da Trapani Birgi, secondo quanto riferiscono fonti militari sul territorio siciliano. Prima ancora, dicono, la minaccia sarebbe sventata dallo scudo NATO già presente nello spazio aereo di Turchia e Grecia. Nella base americana di Sigonella intanto permane il livello di allerta Alpha Plus, minaccia generica aumentata senza indicazioni specifiche. L'unico momento di tensione, per così dire, si è registrato giovedì per la sospetta presenza di esplosivo in un'auto nei pressi dell'ingresso carrabile, circostanza che ha fatto scattare i protocolli di sicurezza. Al personale in servizio è stato ordinato di non uscire all'aperto, mentre l'ingresso dell'aeroporto militare è stato sbarrato. Le attività sono rimaste sospese per il tempo necessario ai controlli affidati alle forze di pronto intervento del personale Host Nation, dell'aeronautica militare italiana e della Marina USA. Oggi e domani in tutta Italia si vota per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Urne aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Il servizio di Manlio Viola. Urne aperte anche in Sicilia per il referendum sulla riforma della magistratura. Tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni possono votare in questa tornata. Una sola la scheda, come uno solo il quesito. La riforma già approvata dal Parlamento entrerà in vigore se gli italiani voteranno sì, mentre non potrà essere applicata se la maggioranza degli italiani voteranno no. La nuova norma costituzionale, se confermata, modificherà l'ordinamento della magistratura, introducendo carriere separate fra giudici e pubblici ministeri e istituendo una nuova alta corte disciplinare. Di fatto GIP e magistrati giudicanti non potranno durante la carriera diventare procuratori o comunque magistrati dell'accusa, sia pure cambiando tribunale, e viceversa, chi rappresenta la pubblica accusa non potrà diventare magistrato giudicante. Per governare le carriere ci saranno non più uno ma 2 consigli superiori della magistratura, non più elettivi ma sorteggiati, uno per i giudici, uno per i PM, e nascerà la corte disciplinare. Quasi 51 milioni e mezzo gli aventi diritto al voto nel paese, quasi 5 milioni e mezzo i
fuori sede. I residenti all'estero hanno già votato per posta. Le urne sono aperte oggi, domenica 22, e domani, lunedì 23 marzo. Oggi è possibile votare dalle 7 alle 23, mentre domani dalle 7 alle 15. Lo scrutinio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e si protrarrà senza interruzione fino al completamento dei verbali. Entro la giornata di domani l'esito dovrebbe essere chiaro, visto che si tratta di uno scrutinio semplice, non essendoci preferenze di alcun tipo. Il referendum sarà valido qualunque sia il numero dei votanti. Per questo genere di consultazione confermativa, infatti, non esiste quorum. E arrivano i primi dati dell'affluenza, il dato delle 12, secondo il Viminale i dati danno un'affluenza vicina al 15%, il 14,9% per l'esattezza, un dato in crescita rispetto al dato del referendum costituzionale del 2020 che attestava la partecipazione al voto alla stessa ora al 12,2%. E adesso la cronaca, raid contro l'azienda Sicily by Car a Palermo, colpi di arma da fuoco contro alcuni veicoli parcheggiati, gli investigatori battono la pista dell'intimidazione di stampo mafioso, il servizio di Marco Gullà. L'ombra del racket sui colpi di mitragliatrice sparati la scorsa sera contro 4 auto all'interno del deposito dell'azienda Sicily by Car in via San Lorenzo a Palermo. 4 uomini sono arrivati a bordo di una Lancia Y rubata, sono scesi e sono entrati all'interno di questo deposito della Sicily by Car, il cui proprietario è Tommaso Dragotto. Hanno fatto fuoco contro 4 auto parcheggiate, poi sono scappati uscendo dal cancello più piccolo e sono fuggiti a piedi, abbandonando l'auto in strada. Dalle immagini che i carabinieri hanno estrapolato dalle telecamere della zona si vedrebbe arrivare l'automobile. La pista che battono gli investigatori è ovviamente quella dell'intimidazione. Non so davvero cosa sia potuto accadere, ha detto il fondatore e patron della Sicily by Car Tommaso Dragotto. Nessuno ha mai bussato alle nostre porte con minacce e intimidazioni e se fosse mai avvenuto avrei immediatamente denunciato tutto in procura. E i sindacati tornano a sollecitare interventi risolutivi sulla vertenza dei lavoratori ex Almaviva che da 3 anni attendono soluzioni occupazionali concrete. Particolarmente critica resta la situazione legata alla ricollocazione dei dipendenti che avevano prestato servizio al numero 1500 durante l'emergenza Covid. Una proposta iniziale di riassorbimento di questo personale è stata inspiegabilmente ritirata. A Catania vi mostriamo le condizioni di abbandono del camposcuola di Picanello, dalla pioggia all'interno della palestra con le attrezzature che vengono danneggiate e i muri arrugginiti e i muri distrutti dalle crepe per l'umidità, manca persino la rete di protezione delle strutture. Il servizio di Torino De Mano. Il gesto atletico è perfetto, tutto il resto no. Agli appassionati non saranno sfuggite almeno 3 cose: la vecchia sedia a terra per misurare la lunghezza del lancio, le immancabili erbacce nei pressi della pedana e la totale assenza della rete di protezione, in gergo chiamata gabbia. Ho visto anche una sedia lì. Che cos'è? Il punto di riferimento per diventare forte. Martello e disco, le discipline penalizzate al camposcuola di Picanello che, nonostante il restyling, mostra segni inequivocabili di abbandono. Ad eccezione di una dignitosa pista di atletica, infatti, la struttura non soddisfa gran parte degli sportivi. L'impianto di illuminazione non è tenuto da una cabina che ci permette di accenderlo tutto e andrebbe anche sistemato l'impianto di irrigazione qui, perché l'impianto di irrigazione praticamente funziona con la pioggia. Piove dentro la palestra e l'umidità fa il resto. In quest'angolo sono state ammassate le attrezzature, molte arrugginite, sbarrando di fatto l'accesso ai servizi igienici. Bagni della palestra che non si possono usare, gli attrezzi in stato di decomposizione. Devo dire che la situazione è critica, perché sapete bene quanto tempo abbiamo impiegato per riaprire il camposcuola di Picanello dopo i lavori di ristrutturazione. Risultato finale: abbiamo la palestra che praticamente è in queste condizioni, perché piove dentro e da anni è rimasta interdetta quest'area, compreso il bagno, e come potete notare l'hanno interdetto con questi strumenti che ora sono inutilizzabili. Addirittura peggiori le condizioni del magazzino, con vistose crepe nelle pareti. Non vorrei che questa palestra divenisse un peso per il comune di Catania. Tra gli alberi, le cui chiome sarebbero da sfoltire, sventola il tricolore. Il verde ed il rosso si riconoscono, il bianco non c'è più. Tranquilli, è la bandiera dell'Italia, non del Portogallo.
E adesso andiamo a Camporotondo Etneo, sempre nel catanese, perché il comune è stato premiato ed è tra gli 11 comuni che hanno ottenuto le 3 tartarughe dall'associazione Plastic Free. Siamo andati con le nostre telecamere a vedere come si diventa un comune virtuoso che ha cura per l'ambiente. Il servizio di Emanuela Corsi. Il Comune di Camporotondo viaggia ormai da anni, anche prima della mia amministrazione, su una percentuale di raccolta differenziata dell'82%. Noi come amministrazione ci stiamo impegnando a migliorare la qualità della differenziata. A Camporotondo Etneo, paese di circa 5.000 abitanti della provincia di Catania, il tema dell'ambiente è fortemente sentito da amministrazione e cittadini. Il comune è uno degli 11 premiati a livello nazionale con 3 tartarughe, massimo riconoscimento assegnato dall'associazione Plastic Free alle amministrazioni che si sono distinte per la lotta contro l'abbandono dei rifiuti, per la promozione di comportamenti responsabili e per una gestione virtuosa del territorio. Come si diventa comune plastic free? Si diventa con la collaborazione della comunità e di tutta l'amministrazione, sensibilizzando e riuscendo a ridurre il consumo di plastica monouso. Il buon esempio parte da qui, da Palazzo di Città, dove il caffè si beve rigorosamente in bicchieri biodegradabili. Abbiamo le cialde biodegradabili e i bicchieri riciclabili. Questo è stato un grosso sacrificio, anzi ringrazio i dipendenti per aver aderito. Abbiamo tolto le macchinette, i distributori. Ci siamo adeguati, prima noi e poi i cittadini. Sempre in municipio sono state installate le colonnine dell'acqua, che troviamo anche nella scuola del paese. In questi 2 anni abbiamo svolto molte attività di sensibilizzazione con la scuola, al di là delle colonnine per l'acqua, anche all'esterno, anche giornate di pulizia. Facendo un giro per le vie del paese troviamo una macchinetta mangiaplastica. I cittadini vengono con le loro bottiglie di plastica, scaricano tramite la scannerizzazione del QR code l'app, conferiscono le bottiglie e nell'app vengono caricati degli ecopunti. Ad un tot di ecopunti corrispondono dei buoni che paga il comune, che possono spendere nelle attività locali. Non manca l'attenzione e la cura per gli amici a 4 zampe. Per le vie del centro ci sono le dog toilet, per consentire ai cittadini di conferire in maniera ordinata e pulita le direzioni dei nostri amici animali. A contribuire al punteggio che ha premiato Camporotondo Etneo, la lotta alle microdiscariche. Un sistema di videosorveglianza e fototrappole ha permesso di identificare diversi incivili che sono stati multati. Il comune di Palermo dovrà risarcire, con poco meno di 60.000 euro più le spese legali, una struttura ricettiva. I danni dovuti alla malamovida e la causa non si tratta di danni fisici, ma del diritto al riposo e al godimento della proprietà privata. Il servizio di Manlio Viola. Quasi 70.000 euro fra risarcimento per oltre 58.000 e spese legali. Tanto vale il danno arrecato ad una struttura ricettiva nel centro di Palermo dalla malamovida. A risarcire i conduttori della palazzina dovrà essere il comune, colpevole di non aver regolamentato i locali della zona. La sentenza è stata emessa dal Tribunale Civile e riguarda una vicenda risalente al 2020 in una palazzina di via Cagliari che era stata allestita a struttura ricettiva, ma gli ospiti lamentavano baccano, urla e l'impossibilità a riposare a causa della maleducazione dei frequentatori della movida. Dopo numerose segnalazioni, la struttura si è rivolta al Tribunale chiedendo di essere risarcita per le perdite economiche dovute proprio alla movida e adesso la giudice del Tribunale Civile di Palermo, Giovanna Nozetti, ha dato ragione ai ricorrenti ritenendo il comune responsabile dei danni arrecati. E non bastano i controlli della Polizia Municipale per esimere il comune stesso dalle proprie responsabilità legate alla concentrazione dei locali e agli accertamenti a macchia di leopardo. Una sentenza che confligge con altri pronunciamenti che si sono visti in giro per la Sicilia, soprattutto da parte del TAR, che ha spesso annullato del tutto, in parte invece, i regolamenti comunali nella parte in cui comprimevano i diritti alla vivibilità urbana e alla libera impresa. Adesso cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo del meteo. La primavera tarda ad arrivare, le previsioni parlano ancora di tempo incerto nei prossimi giorni sulla Sicilia, ma c'è ancora chi ha fiducia nel bel tempo. Orazio Longo. Un affondo freddo tardivo, maledetta primavera, cantava Loretta Goggi. In questo caso la fretta c'è. Quando arrivi primavera? Se lo chiedono in tanti che col 21 marzo hanno festeggiato la fine dell'inverno, ma appunto l'affondo freddo tardivo di questi giorni ha fatto capire che non è stato proprio un addio. È un problema. Io sono motociclista, quindi sono fermo per il troppo freddo. È giusto che sia così, dai, abbiamo sofferto tanto la siccità, la cosa, almeno un po' di acqua ci sta.
siamo un po' dispiaciuti perché avere delle belle temperature ci permette di uscire con più facilità. E le previsioni non sono rosee, secondo i meteorologi. L'instabilità continuerà ancora per giorni per un blocco anticiclonico presente nel nord Europa. Quella in arrivo sarà un'altra settimana caratterizzata dall'instabilità, con frequenti cieli nuvolosi che si accompagneranno a delle precipitazioni a carattere sparso, a tratti anche sotto forma di rovesci e temporali, soprattutto nelle ore centrali della giornata. E poi nella parte finale del mese si attende l'arrivo di una circolazione depressionaria che proprio a cavallo del prossimo fine settimana potrebbe determinare un'onata di maltempo abbastanza intensa, soprattutto sui settori meridionali e orientali dell'isola. Maledetta primavera, cantava Loretta Goggi, in questo caso la fretta c'è, ma anche la fiducia dei siciliani. Arriva, dai! Oggi, ultimo giorno delle giornate del FAI di primavera, alla scoperta dei luoghi più suggestivi, nascosti delle città. Siamo andati a Catania per conoscere il criptoportico settecentesco che si trova sotto la Villa Bellini. Un viaggio appunto sotterraneo tra storia e mistero che racconta uno dei volti più segreti della città di Catania. È andata per noi Desiree Ferlito. È la prima volta che riusciamo a venire perché normalmente è chiuso, quindi vorremmo provare finalmente a vederlo, siamo molto curiosi. A Villa Bellini si riapre una porta sul passato, in occasione dell'ultima delle giornate FAI di primavera che tornano a celebrare il nostro patrimonio culturale, con l'apertura straordinaria di centinaia di siti grazie all'impegno del Fondo Ambientale Italiano. Abbiamo visitato il suggestivo criptoportico, nascosto nel cuore del giardino storico di Catania. Molto interessante, la prima volta che lo vediamo, siamo venuti appositamente perché sono delle iniziative che soprattutto belle da vedere per gli adulti ma anche per i bambini. Un luogo rimasto per decenni lontano dagli sguardi, oggi restituito alla città. Scavato nella pietra lavica e modellato tra il Settecento e l'Ottocento, questo corridoio sotterraneo si snoda come una galleria misteriosa, fatta di volte a botte, nicchie e giochi di luce naturale. Un ambiente scenografico pensato non solo come passaggio ma come esperienza in perfetto stile romantico. Sicuramente qua ci immaginiamo queste donne con i loro abiti fruscianti e insomma uomini con i loro bastoni, bimbi che magari correvano, giocavano in questo luogo. Raccontato da giovani ciceroni, rappresenta un dialogo affascinante tra natura e architettura, tra superficie e profondità, tra memoria e immaginazione. Un viaggio nel ventre della città, dove il tempo sembra sospeso e ogni passo racconta una storia dimenticata, proprio sotto i nostri piedi. Restiamo in qualche modo a parlare di archeologia, di Sicilia archeologica vista dal cielo. È il nuovo libro postumo dell'ex assessore archeologo Sebastiano Tusa, presentato a Ragusa. Il servizio di Veronica Barbarino. A 7 anni dalla sua prematura scomparsa in un disastro aereo in Etiopia, Ragusa celebra la vita e i lavori di Sebastiano Tusa, archeologo e assessore regionale ai beni culturali. Lo fa presentando il volume postumo Sicilia archeologica vista dal cielo, a cura della fondazione a lui dedicata. All'interno il racconto della storia della nostra isola, dalla preistoria all'età romana, con immagini aeree per cogliere dettagli spesso invisibili al visitatore comune. Questo libro, che era stato iniziato e scritto da Sebastiano Tusa, è stato mio desiderio completarlo, corredarlo delle foto mancanti e pubblicarlo, perché era un suo sogno. Un itinerario che porta il lettore alla scoperta dei siti e dei reperti più noti, ma anche di quelli poco conosciuti. A corredo del bellissimo testo di Sebastiano Tusa sono rappresentati alcuni dei più bei reperti archeologici ospitati nei musei siciliani, alcuni noti, alcuni veramente molto molto rari. Facciamo un esempio. Il terribilissimo guerriero presso il museo di Caltanissetta, c'è un oggettino alto meno di 5 centimetri. Un intreccio tra passato e presente che svela l'anima della Sicilia,
mosaico culturale unico, sospeso tra memoria e identità. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi un'ampia pagina di calcio. Nella seconda parte del nostro TG Sicilia apriamo la pagina del calcio, cominciamo con la Serie B. Ieri vittoria pesantissima del Palermo che ha risolto la pratica a Padova, quindi la partita contro il Padova, con un gol segnato da Bani nei tempi di recupero. Adesso i rosanero, che inseguono ancora il sogno della promozione diretta, si trovano a pochissima distanza dalle prime della classe. Il servizio di Marco Gullà. E all'improvviso arriva Bani, il Palermo sbanca Padova con il gol appunto del difensore, un gol da 3 punti, un gol che permette ai rosanero di rimanere agganciati ancora al treno della promozione diretta, distante 4 punti. Una vittoria sofferta, di carattere, quella ottenuta ieri dal Palermo, soprattutto dopo l'espulsione di Rui Modesto. La gara è decisamente cambiata, la formazione di Inzaghi dopo un avvio intraprendente ha cambiato gioco puntando sulle ripartenze. Il Padova, nonostante la superiorità numerica, ha graffiato poco, anche perché la difesa rosanero ha retto. Poi nel finale la stoccata sotto porta di Bani e la gioia per una vittoria fondamentale. Giocare tutta la partita quasi in 10 non era semplice, però la squadra secondo me ha fatto una grande partita di spirito, di carattere. Abbiamo sofferto poco nonostante fossimo in inferiorità, e poi speravo che con i cambi, con qualcuno fresco, potesse arrivare alla zampata giusta. Questi sono veramente 3 punti che valgono doppio. Bani insuperabile in difesa e letale anche in avanti. Faccio i complimenti ai miei compagni perché abbiamo fatto una partita di grandissimo sacrificio, non era facile, si era messa in salita, ma siamo stati bravissimi a cogliere le nostre occasioni e a lasciare veramente poche opportunità al Padova. Per il Palermo un esame di maturità superato dopo i 2 passi falsi con Monza e Juve Stabia. Adesso la sosta per le nazionali, poi le ultime 6 gare di campionato. Un rush finale. Il Palermo è indietro rispetto a Venezia, Monza e Frosinone, ma vuole giocarsela fino in fondo. Intanto i tifosi continuano a sognare e ieri sera hanno accolto così la squadra. Adesso andiamo in Serie C, domani il Catania giocherà in casa al Massimino contro il Casarano, sarà la prima in panchina del nuovo tecnico William Viali. Tra i convocati torna Ciccerelli, il servizio di Marco Carli. Non posso pretendere che si cambierà completamente modo di essere, non ho la presunzione in 5 giorni di insegnare nulla a nessuno, ma mi interessa che la squadra scenda in campo con le idee chiare. Niente rivoluzioni, ma essere pronti al cambiamento. La flessibilità resta il punto nodale della filosofia di Viali. Difesa 3 che potrebbe essere la veste tattica della prima partita, ma appunto con l'elasticità che vuole il tecnico all'inizio o a gare in corso. Ci sarà Ciccerelli che torna tra i convocati, Forte invece dovrebbe rientrare la settimana prossima in gruppo, mentre Caturano, che resta l'unica punta di ruolo, partirà dal primo minuto. Ecco cosa Viali chiederà al gruppo. Una squadra che ricerca le richieste che sono state decise per questa partita, ma nello stesso tempo che sia libera di esaltare le qualità del singolo. Sentimento e emozione, dice Viali, quando gli chiedono cosa cerca nei suoi, ma alla fine ciò che conta, lo ribadisce, è la concretezza. Non dimentichiamo che il focus è il risultato, non siamo qui a vendere poesia, facciamo tutto in funzione del risultato, perché la gente viene allo stadio. Va bene la curiosità del nuovo allenatore, va bene i moduli, si giocherà a 3, si giocherà a 4, ma la gente andrà a casa felice solo se il Catania vincerà. Sfide decisive, oggi invece per il Siracusa allo Stadio De Simone, quindi in casa contro il Picerno, e per il Trapani anch'essa in casa allo Stadio Provinciale contro il Potenza. Il servizio di Sergio Colosi. Prima del Tribunale a Siracusa e Trapani serve una vittoria per dare un senso ai prossimi appuntamenti. Il cammino è in salita, un buon finale di stagione potrebbe anche non bastare, ma le partite di oggi rappresentano il primo crocevia. Il Siracusa ospita il Picerno in una sfida salvezza all'ultimo respiro, con i lucani senza successi da metà febbraio, 3-1 al Crotone. Problemi di formazione per Marco Turati. Dobbiamo adattare qualcuno, a fare anche ruoli che magari non sono consoni alle loro caratteristiche,
però questo non è sicuramente un qualcosa che ci fermerà dal fare una gara importante. Oggi finalmente ho rivisto 4-5 calciatori che non si allenavano con noi da un po' e quindi sono molto contento, verranno tutti con noi. 23 convocati, indisponibili di Gesù, Pannitteri e Falla, squalificato Riccardi. Disperazione e stanchezza possono essere fattori determinanti nella gara del provinciale Trapani-Potenza. I Granata, con una sola vittoria in 9 giornate, cercano il rilancio per evitare la retrocessione diretta contro un Potenza reduce dalla finale d'andata della Coppa Italia di Serie C. Trapani senza i soliti infortunati Ciuferri e Vasquez. Questa era l'ultima notizia, questa edizione di TG Sicilia finisce qui, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Allora grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di domenica a tutti.